Quello che emerge dal rapporto è la conferma di uno scenario molto fragile del tessuto economico, del tessuto sociale, che ha delle ripercussioni importanti nelle nostre comunità. La Caritas, come espressione della Chiesa, è chiamata ad incontrare i poveri, ad ascoltare i loro bisogni, a provare a dare delle risposte quando possibile a delle richieste, cercando di fare il suo compito precipuo, che è quello di amare i poveri e in questo quindi incontrare Gesù Cristo, dando attraverso questa esperienza anche un'opportunità a chi poi prende delle decisioni. Incontrare i poveri come li incontriamo noi significa offrire una porzione di esperienza, una porzione di incontro che è cosa diversa dal sapere o studiare la povertà in modo astratto. Quindi credo che sia importante avvalersi di questo strumento proprio anche a livello decisionale. Quello che emerge dal rapporto è non solo una crescita di persone che chiedono aiuto, abbiamo ascoltato circa 7-8 mila persone in quest'ultimo anno, ma anche una continua evoluzione dei bisogni, anche del profilo delle persone. I bisogni sono senz'altro quelli legati alla sfera economica, che sono connessi con la perdita del lavoro, con la mancanza di lavoro e con la perdita del lavoro. Sono due fenomeni che sono cresciuti sensibilmente, è inutile negarlo, nella nostra regione, confermando che la crisi è ancora in atto, nonostante poi i segnali incoraggianti macroeconomici. Come sempre dico, i riflessi sotto il profilo sociale sono più lenti rispetto a quelli che sono gli indicatori economici. La novità del rapporto di quest'anno è che ha voluto dare un punto di osservazione privilegiato sui giovani, che sono i nuovi poveri della nostra regione, così come di buona parte del Mezzogiorno d'Italia. Parliamo di persone che tra i 15 e i 34 anni, secondo una categoria sociologica che è quella dei NEET, cioè i giovani che non studiano, non si formano e non lavorano, sono diventati di fatto gli ultimi degli ultimi, persone che non riescono a progettare il futuro, fanno fatica a trovare delle risposte da parte di chi dovrebbe darle, hanno bisogno di un orientamento per riuscire ad essere generativi, perché i giovani sono non solo il futuro, sono il presente di questa società e quindi dall'intervista emerge questa fragilità dettata dalla precarietà del mondo del lavoro, dalla frammentazione dei percorsi di istruzione, dall'assenza di proposte formative, ma emerge anche forte il desiderio da parte di questi giovani di poter essere generativi nel costruire un nucleo familiare. Ecco, nelle interviste che abbiamo realizzato quasi tutti dicono: vorrei avere, pensandosi da qui a 10 anni, una famiglia con un figlio. Quindi questo è incoraggiante per capire che le cose di sempre sono le cose anche attuali, cioè il desiderio di poter essere autonomi, liberi e vivere una vita degnamente vissuta. In ultima analisi, cosa può fare Caritas, in sinergia anche con le istituzioni locali, regionali e comunali, per cercare di porre un po' di freno a questi fenomeni allarmanti? Come dicevo prima, la Caritas è espressione della Chiesa, il suo compito è quello di testimoniare l'amore di Dio. Lo fa in modo concreto, attraverso risposte le più disparate, dal dare dal mangiare, all'accogliere, al fornire microcredito, all'offrire una consulenza psicologica, una consulenza legale. Davvero le risposte sono tante quante sono le complessità della povertà oggi, però la Caritas fa una sua parte, non fa il tutto, ed è giusto che questa parte sia in sinergia con altri interventi, a cominciare da quello istituzionale. D'altra parte il nostro compito non è solo promuovere la carità, ma anche denunciare le situazioni di ingiustizia e quindi favorire quelle condizioni che permettano di trasformare un episodio importante come può essere quello di un'assistenza momentanea nella tutela di un diritto. È molto importante questo per non confondere, come ci ha insegnato il nostro fondatore Paolo VI, quello che appunto non deve essere dato per carità ma per giustizia. Questo è molto importante.